Buongiorno a tutti ragazzi, oggi tutte notizie un po' strane. Stavolta i dati sono dell'Agenzia Spaziale ESA. In effetti tanti scienziati hanno dichiarato che il campo magnetico sta subendo una serie, diciamo, di un'inversione dei poli magnetici. Sono anni che se ne parla perché hanno visto un fenomeno, diciamo, strano ancora non identificato che porterebbe ad eventi diciamo molto catastrofici. Quindi in effetti il campo magnetico terrestre, ragazzi, in effetti è lo scudo che ci protegge dai raggi del sole e diciamo si sta indebolendo soprattutto in Sud America e in Sudafrica. Quindi quello che chiamano Alomania del Sud Atlantico sarebbe questo in effetti. Diciamo che la conseguenza di questo fenomeno, l'ultima volta più o meno si è verificato più o meno questo cambiamento, diciamo, dei poli 780.000 anni fa e la Terra, diciamo, può andare incontro a cambiamenti climatici e guasti, diciamo, del sistema elettronico di portate, diciamo, globali, cioè a livello mondiale. Inoltre diciamo che aumenterebbero le radiazioni che arriverebbero sulla Terra perché mentre non arriva a cambiare i poli, ciao Danny, il mondo sarebbe diciamo invaso diciamo, dalle radiazioni. Tutto a Danny, solo guai su guai su guai, quindi diciamo che purtroppo solo guai arrivano qua. Diciamo che la maggior parte, diciamo che i poli magnetici cambiano ogni, l'ultima volta è accaduta quasi 800.000 anni fa. Il problema non è sì, grazie Danny, lo so, però purtroppo finale Danny non è che allora, una cosa buona, Danny, stamattina ti sei svegliato, vedi la cosa bella? Quindi te l'ho dato una bella notizia, guarda, stamattina io e te ed altre persone ci siamo alzate. Quindi questa è già una buona notizia. Come devo dirti, tanto tu dichi in napoletano, mi capisci? Tante persone stamattina non si sono svegliate, io invece, io e te e tanti altri come noi stiamo parlando, quindi già questo è un buon segno. Già questo, ciao Ast, Danny. Diciamo che in effetti aumenterebbero i livelli di radiazioni. Ah, ma tirerommelo tutto quanto, Danny. Chi sta fanno notte notte e poi non ce la fanno a 6 sa. Secondo me stanno in rumeno anche loro. Vabbè, lo vedono quando si svegliano i video, Danny. Quindi diciamo che gran parte della Terra sarebbe inabitabile in effetti se ci sarebbe questo cambiamento, diciamo, dei poli, alcune zone del pianeta Terra diventerebbero inospitali a causa delle alte radiazioni. Quindi Sud America e Sudafrica, queste sarebbero le parti dove non potremmo vivere in effetti perché ci sarebbero troppe radiazioni. Quindi speriamo di no perché già i guai sono troppi, quindi solo questo ci manca e poi stiamo a posto. Quindi in effetti la notizia era questa qua, quindi ragazzi se non si muore di peste, se dice un paese mio, si muore di carestia, quindi qua a forza ci vogliono fare una notizia, una più brutta. Stiamo facendo la gara a chi fa la notizia più brutta qua. Quindi ragazzi, ogni giorno purtroppo non è colpa mia, ma gli scienziati ogni giorno ne mettono una nuova, quindi a parte che questo cambiamento dei poli già era da un sacco che se ne parla, solo che ultimamente se ne sta parlando troppo e questo mi fa pensare che forse un po' di ragione forse ci sta, anche forse questo può dipendere da tutti questi terremoti, eruzioni, anche questo potrebbe influenzare, diciamo, la Terra. In effetti se ci sarebbe un cambiamento dei poli
vulcani, eruzioni, terremoti, tutte queste cose qui sarebbero quasi normali, perché quando accadrà veramente che i poli cambieranno, questi eventi si verificheranno di continuo, quindi speriamo meno, voglio. Io non ho 43 anni, non dico assai, nati 30 anni, poi può succedere che poi fatemi arrivare magari a 73 anni, poi me ne posso pure andare, ragazzi, mi accontento. Se si deve filmare, filma mo. Quindi non voglio arrivare a come a 100 anni, no, proprio scoccio poi dopo. Quindi, quindi in effetti ragazzi è così. Quindi ragazzi, come sempre, buon appetito, è quasi orario, sono le 13:40. Penso che la maggior parte sta dormendo, qualcuno sta mangiando, qualcuno sta ancora al sole, oppure qualcuno sta lavorando, perché penso che ora si torna un po' alla normalità. Ciao a tutti, ciao Danny, ci sentiamo dopo a tutti, ciao.